Va ora in onda Lega e dintorni, vita delle sezioni, impegno dei cittadini sul territorio, con Stefania Paccagnella e Marco Grimoldi. Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori. Siamo qua, Marco Grimoldi e Stefania Paccagnella. Stefania, Sì. La scorsa volta ti eri assente, però sei giustificata, hai portato la giustificazione. Voglio salutare Natalia. Grazie Natalia per la tua regia. Questa volta ci pensa lui, Ci penso io. Niente, voglio fare innanzitutto, prima di presentare i nostri grandissimi ospiti, sono due pezzoni qua, la miseria, guardate. Allora, io voglio fare un saluto a una sezione che sabato scorso siamo stati invitati come radio, io e Lorenzo siamo stati lì, e salutare soprattutto la signora Nunzia, segretaria, e un'altra persona che mi sono intrattenuto un 20 minuti a parlare, non vuole che dica il cognome, però dico Giovanni che ci sta ascoltando. Altra cosa, per entrare in diretta con noi il numero è sempre il solito, 02 92 94 72 22, e invece WhatsApp, se volete scriverci, 340 67 09 659. Un'altra cosa, siamo stati contattati io e la Stefania, visto che il nostro numero ce l'hanno anche parecchie persone, per portare quale persone. Se gente che non ha il nostro numero volesse venire qua con noi, basta che contatti la direzione della radio, lascia nome, cognome, indirizzo, e poi io e la Stefania vi contatteremo e sarete protagonista voi col vostro territorio. A te la palla! Ecco, io presento due pezzi da 90, tra l'altro due politici di una città che io adoro, Parabiago, perché è stato il mio primo comune, io sono nata a Parabiago. Beh, Parabiago, perdonami. Ce l'hai nel cuore. Ce l'ho nel cuore, Ravello. Ravello. Però perdonami, Parabiago, ho letto, siamo a 20 chilometri da Milano più o meno, passa un bellissimo fiume che una volta facevano anche il bagno, l'Olona, e poi sono andato innanzitutto a istruirmi un attimino. Il nome deriva da Parallacus, cioè vicino a paludi, e quindi palafitte. E poi, attenzione, questa qua è una notizia che posso dare, tutta la Lombardia lo sa tutta Italia, lo sa tutta l'Europa, ma anche il mondo. Quando entrate a Parabiago trovate la scritta sotto, a te, città della calzatura. Città della calzatura, famosa in tutto il mondo, posso dire. A te Stefania, io lancio la palla a te adesso. Introduco subito Raffaele, che tra l'altro è un imprenditore della calzatura, oltre ad essere sindaco, oltre ad essere consigliere di città metropolitana, un amico, perché è un caro amico. E niente, passo l'altro personaggio lo presento io, il segretario di sezione. Guarda, parliamo di Parabiago, sono andata in palla. E Diego Scalvini, simpaticissimo, ci conosciamo da una vita, per l'amor del cielo. Grazie dell'ospitalità in questo spazio. Sì, è segretario di Parabiago. Da chi iniziamo a porre le domande, Stefania? Da chi? Io ho capito perché lei è andata in palla. Io so perché lei è andata in palla, perché parlando della città della calzatura hai pensato alle scarpe, a tutti i grandi marchi che a Parabiago producono le scarpe, quindi non potevi che non... Beh, Raffaele, io compro a Parabiago. Sta attento che fra un po' ti chiede anche un paio di scarpe, stivali, ultima moda. E ho anche parenti che sono concorrenti tuoi a Parabiago, quindi... molto bene, diciamo che... Ma a Parabiago, oltre alle scarpe, fanno anche accessori per la calzatura. Cioè c'è tutto un indotto molto importante a Parabiago, sì. Diciamo che c'è tanta gente di Parabiago che lavora per la calzatura ancora, per fortuna, ed è un settore che funziona. Io dico che la città di Parabiago è la città che è grazie al lavoro che le aziende calzaturiere e manifatturiere in generale hanno dato ai cittadini di Parabiago, quindi siamo fortunati che la nostra città è potuto crescere
grazie alla crescita di questi imprenditori, grazie a questa presenza di queste industrie che nel passato erano anche importanti e ancora oggi ce lo sono, con industrie che arrivano da tutto il mondo per produrre la Parabiago. Quindi Sì. diciamo che fanno la ricchezza dei nostri cittadini. Assolutamente. Allora Diego, invece tu illustraci un qualcosina, visto che sei il segretario di sezione di Parabiago, di conseguenza come siete messi? Diamo qualche dato a Parabiago. Perfetto, allora, Diego. Parabiago siamo andati, lo dico in maniera molto elettorale in questo caso, siamo andati a elezioni del 2020, Raffaele è stato rieletto con il 63% dei voti, quindi direi che come risultato per un sindaco che si ripresenta è un ottimo risultato, e come Lega abbiamo preso il 34%, quindi c'è da dire che oggi metà consiglio comunale è composto da consiglieri Lega. Questo per noi è un grande orgoglio, un grande vanto, e siamo sicuri che la prossima volta che ci presenteremo sapremo ancora fare un ottimo risultato, perché credo che la gente abbia apprezzato questi anni di lavoro. Quindi il territorio l'avete curato benissimo, perché il territorio è la parte principale della Lega, è la parte di tutto quello che muove il sistema. Questo è il secondo argomento che volevo trattare. Dopodiché è il secondo argomento perché secondo me è molto importante oggi fare un focus su il grande lavoro che è stato fatto in questi 5 anni, soprattutto nell'intercettare risorse europee, PNRR e regionali, con dei bandi regionali che sono stati, che hanno permesso a noi di sviluppare una serie di infrastrutture nuove, soprattutto dal punto di vista scolastico, ma che cambieranno il volto della città. Oggi, soldi spesi bene, soldi che tornano soprattutto sul territorio Parabiago, perché non dimentichiamo che noi siamo dei contributori netti sia per lo Stato che per l'Europa, e quindi mi sembra anche giusto che questo obiettivo di ottenere risorse sia per il beneficio anche dei cittadini che nel tempo hanno pagato la tassazione su queste cose qua. Quindi certo, è importante secondo me anche questo ritorno. Dopodiché oggi, poi lascio la parola a Raffaele che vorrà sicuramente dare qualche dettaglio in più, oggi noi abbiamo una città con tanti lavori in corso. Questi lavori in corso si vedono, si tangono con mano, bisogna però tenere presente che questo porterà a un miglioramento di Parabiago in una maniera assoluta. Quindi il sacrificio, diciamo così, il disagio che oggi magari qualcuno può notare verrà premiato successivamente con una serie di strutture nuove che secondo me saranno un nostro orgoglio. Come dici te, se le strutture sono funzionanti è ovvio che si aspetta un attimino e poi dopo i benefici ci sono, la città fiorisce, io sono convinto di queste cose qua. In effetti Raffaele è alla fine del secondo mandato ha lavorato molto bene, ha portato a casa molti fondi sia a livello regionale che a livello europeo. Devo dire che questo sicuramente è stato anche il risultato del buono risultato delle elezioni, perché il fatto di avere comunque il 63%, avere il 50% dell'assise comunale della Lega Nord, la compattezza e la forza quindi di essere rappresentati dalla Lega sia in Consiglio che sia in Giunta ci ha permesso sicuramente di dettare una linea importante nell'innovazione della nostra città. Quel che dico è che grazie alla nostra capacità di intercettare questi fondi abbiamo dato un lancio in avanti alla crescita e all'innovazione della nostra città di almeno 60 anni, perché riuscire a accumulare interventi, opere pubbliche per 40 milioni di euro è faticoso, riuscire per un'amministrazione comunale poterle programmare senza dei contributi che non sono tuoi, perché di questi 42 milioni circa 31 milioni e mezzo arrivano da soldi a fondo perso del PNRR di Regione Lombardia, quindi vuol dire che l'amministrazione comunale con 10 milioni ha ottenuto 41 milioni di opere, rilanciando la città in avanti. E tra l'altro stavo sfogliando un po' le varie delibere di questi anni. Nel 67 sono state costruite bene o male quasi tutte le scuole della nostra città, e guardate bene, siamo nel 2026 e stiamo 3 di queste scuole rinnovando, cambiandole, dando ai nostri ragazzi, quelli che saranno poi gli adulti del futuro, degli ambienti consoni per lo studio, perché le scuole costruite nel 67 non hanno la qualità della scuola che c'è oggi nella sua costruzione, ambienti acusticamente a posto, climaticamente a posto, quindi ambienti che saranno in grado di accogliere i ragazzi e permettere di studiare nel modo migliore possibile. Quindi diciamo che grazie a questi fondi e grazie alla capacità, al lavoro che c'è stato dietro, perché vuol dire che c'è ancora, perché per portarli a termine c'è un grandissimo lavoro per riuscire a portarli a termine. Scusa, ringraziamo anche il Dario Quieti che è assessore per pubblici, che in questa cosa è stata una parte fondamentale. Ecco. Stavo arrivando lì che c'è stato un grandissimo
ci abbiamo creduto, Dario Cuetti in primis, io, il dirigente, l'ufficio tecnico che poteva benissimo girarsi dall'altra parte, ma ha accettato la sfida e ci è venuto dietro, la giunta tutta insieme, il consiglio, perché poi alla fine abbiamo dovuto pensare, perché ci sono tutti alcuni momenti che magari le risorse non ce le avevamo, perché dovevamo partecipare, accettare, prevedere il mutuo, poi riuscire a recuperare le somme per cancellare il mutuo, perché doveva dire che finiamo tutte queste opere senza lasciare un euro di mutuo in capo ai nostri cittadini. Non c'è un finanziamento aperto. Siamo arrivati 25 anni fa come amministrazione di centrodestra, usciamo che non c'erano mutui, non ce li abbiamo ancora. Quindi i nostri cittadini hanno la possibilità, chi verrà dopo, di fare scelte, investimenti, senza avere un peso di un euro di mutuo ogni bambino. D'altronde ottima squadra, ottime persone e i risultati si vedono, cioè non sono soldi buttati così tanto per buttarli via, perché i risultati beneficeranno tutte le persone che verranno dopo. E momenti di sconforto che hai avuto come sindaco, che li hai superati? È una domanda un po' così. Beh, devo dire che grandi momenti di conforto non li abbiamo avuti. Certo è che assumersi la responsabilità di partecipare a questi bandi porta appresso anche delle grandi responsabilità, no? Quindi anche doversi confrontare con gli altri, che giustamente magari in via provvidenziale, magari dico, caspita, dobbiamo proprio farlo questo passo, dobbiamo pensare a fare il mutuo, come sarà la reazione, magari non riusciamo a asfaltare le strade, ho sempre detto, come una grande famiglia, quando devi comprare la casa, magari vai in giro con i pantaloni bucati, rammendati. Quindi abbiamo ragionato con un padre di famiglia, una grande famiglia, dove abbiamo detto, cavolo, c'è la possibilità di darci 3 scuole nuove, un edificio pubblico importante in centro al paese, facciamo qualche sacrificio, però almeno gli diamo questi edifici alla fine. Certo. No? Però posso farti una battuta, tu hai detto calzoni bucati, però le scarpe sempre nuove, dai. Come falegnami che hanno i mobili rotti, i calzolai hanno le scarpe buche. Vabbè, dai. Faccio io una domanda a Raffaele, ma ti rimane qualche opera a termine appunto di questi 10 anni, qualche opera che avresti voluto fare e non sei riuscito? So che tra l'altro, se posso, sei molto impegnato nel sociale ed è una cosa che ti sta a cuore. Eventualmente questa cosa che appunto avresti voluto fare può essere collegata a questo, oppure guarda verso altri orizzonti, verso altre cose? Allora, diciamo che essendo stati in amministrazione per 25 anni, possiamo dire che quei progetti di cui si è parlato all'inizio, dobbiamo dire che siamo riusciti a completarli tutti. Quindi abbiamo ristrutturato. Cioè, devo dire che in questi 25 anni siamo riusciti, grazie, senza PNRR non l'avremmo mai potuto fare. Ci rimaneva da fare il polo scolastico di Villa Stanza con la realizzazione di una scuola elementare, con la regione Lombardia. Tra l'altro siamo stati gli unici in provincia di Milano a portare a casa 12 milioni di euro fondo perso. Bando spazio alla scuola, esatto. Se non sbaglio. Siamo riusciti anche a colmare quel buco, perché era sicuramente una scuola da 14 milioni, 15 milioni di euro. Potete capire che un comune che fa 1 milione di euro di oneri di urbanizzazione, che sono quelli che servono per fare le opere pubbliche, di questo 1.600.000 lo devi portare in parte corrente, perché se non c'è i trasferimenti dello Stato che riescono a coprire le spese sociali, quant'altro, te ne restano 400. 14 milioni di 400.000 euro vuol dire 20 anni. Perché l'amministrazione pubblica, per poterla costruire, deve avere già i soldi, o dovevi fare un mutuo. Grazie a queste operazioni, che abbiamo dovuto veramente sapere gestire con alchimia nella sua programmazione, siamo riusciti a portarla a casa. Allora, sicuramente qualcosa resta aperto, diciamo che forse il tema del sociale. Io ho un po' al cuore il tema del sociale, perché faccio anche volontariato in comunità di minori, dove ho conosciuto poi, ho avuto la fortuna di conoscere quello che è diventato poi mio figlio secondo ragazzo in affido. Secondo me c'è tanto da fare, non come comune, perché secondo me come comune in questi anni abbiamo fatto un grandissimo sforzo, un grandissimo lavoro di riuscire a aiutare questi bambini a dare una prospettiva diversa a quelle che sono le comunità, perché purtroppo quando ci sono dei momenti di difficoltà della famiglia, c'è una bellissima legge che dice che quando una famiglia è in difficoltà, minore in difficoltà, deve avere una famiglia d'affido, ma poi deve farla finire tutti in comunità. E non è giusto, perché la comunità deve essere l'estrema razza. Il problema è che poi quando vanno in comunità restano lì, perché poi
pensare, progettare una famiglia affido, ci vuole tempo, risorse, e quindi diventa difficile. Noi come amministrazione siamo riusciti veramente, devo ringraziare anche l'Elisa Lonati, assessore ai servizi sociali, quale ha creduto, e siamo riusciti veramente a fare uno sforzo a garantire a questi ragazzi una vita diversa, la possibilità, dargli un'opportunità. Penso che noi come amministrazione dobbiamo riuscire a creare le opportunità per gli altri, come opportunità per avere una scuola nuova, opportunità per questi ragazzini che purtroppo pagano le conseguenze dei suoi genitori, perché quando purtroppo un ragazzino non dovrebbe mai andare via da una famiglia, mai dovrebbe andare via. Ma se si arriva in Italia, purtroppo si arriva in quelle situazioni che basta leggere questi decreti, se dici non è possibile anche nel mio paese che succeda questo, purtroppo sì, succedono, e quindi però perché far pagare il peso di una comunità, la vita di comunità dei ragazzini che non devono pagarlo questo peso. Quindi è una lotta che abbiamo fatto con l'azienda sociale, siamo riusciti a mettere a posto, son contento, del regolamento degli affidi, il regolamento tutela minori, siamo riusciti veramente con una lotta all'ultimo sangue all'interno di questa azienda che è consortile, quindi anche con altri comuni, perché poi ci sono diverse sensibilità su questi temi, a portare a casa delle modifiche dei regolamenti a tutela di questi ragazzi. Questo è quello che mi sento di dire a fine di questi mandato, e veramente abbiamo fatto un grandissimo lavoro di squadra con l'Elisa su questo tema, ma per il bene di 'sti ragazzi, perché noi non li conosciamo. Beh, si vede adesso la tua espressione, magari i No, nostri radioascoltatori vedono. francamente, io mi permetto che vorrei fare una puntata intera, mezz'ora dedicata È un soltanto a tema che questo andrebbe tema. approfondito questo, è No, complicato magari anche a livello infatti, normativo e infatti, quant'altro, però perché secondo me farlo in 10 minuti sì, è certo. veramente. Devo dire che sicuramente aver vissuto l'esperienza da genitore affidatario, da volontario, mi ha permesso di avere una visione, un'ottica toccando direttamente questi temi, poter poi portare il mio contributo sui tavoli dei regolamenti. Questo sicuramente però diciamo che non possiamo che essere soddisfatti di tutto il lavoro, ma è dovuto anche alla coesione dell'amministrazione, delle forze politiche, la presenza importante della Lega. Se non c'è Esatto. squadra, no, cioè tu giochi d'attacco e l'altro Se non gioca sei in porta, seguito, io mi incavolo. quindi l'importanza di avere una nutrita squadra in consiglio comunale e in giunta della Lega è sicuramente un valore aggiunto per Certo. chi deve amministrare. Sono Beh, cose prendiamolo come molte. impegno, dai, per una puntata soltanto. Ce ne sono già sulla 2 di puntate. Fa niente, fa niente. No, fermo. Però La prima protezione civile è stato qua Riccardo, e poi te, ma si vede l'espressione tua che sei dentro, insomma. Io dico, cioè, per riuscire a portare a casa la fede dell'ultimo ragazzo ci ho messo 2 anni di comunitario, ho arrivato a fare 350 chilometri a settimana per questo ragazzo, a un certo punto ho detto io alla Ministra, ma ha un senso fare 350 chilometri a settimana? Raffaele, se tu credi in certi valori, in certe cose, ne fai anche 1000, perché se te non credi a tante cose dici ma chi me lo fa fare ad andare lì, ma perché, ma non me ne frega niente, e magari il ragazzo era là che ti aspettava, cioè tanto per dire, cioè. Ho fatto una volta, dovevo andare a Roma per una cosa, dovevo andare a rugby perché andavo a rugby, ho fatto di tutto per tornare in tempo, prendere il treno, arrivare a poi adesso lo frequentiamo ancora, sono dei ragazzini di 4 anni che sono lì da un anno, sono dei tesori, non mi piace andare, io faccio il lupo, io vado in questo gruppetto di bambini, sono il lupo, appena mi vedono scatena la gioia, però quel momento che si riesce a regalargli, io dico anche molto dell'importanza dei volontari nelle comunità, no? Perché a questi ragazzini che sono in questi contesti, 9 bambini in una casa, avere chi va lì a fare il volontario vuol dire regalargli una giornata, perché vuol dire che ha lì la differenza nel momento di vita di questi ragazzi che purtroppo devono vivere in comunità e non c'è niente di tuo, neanche il tuo letto è tuo, non sono le tue coperte, non è il tuo cuscino, cioè non c'è niente di tuo, e riuscire ad avere qualcuno che si dedica a te quando vai lì a trovarli per questi ragazzi è il toccasano. Insomma, sono cose belle quelle che si dicono, si fanno, si portano avanti. Io ti faccio una domandina, qualche news, visto che tu sei in regione città metropolitana, news, qualcosa di nuovo che si sta muovendo sempre dal territorio della Lega, con tutte le cose che la Lega dice e porta avanti.
Cosa diciamo, c'è? cioè, importanza, secondo me, il tema della città metropolitana hanno sviluppato il ruolo quando è stata quella riforma del Rio, che ha tolto l'elezione diretta del sindaco della provincia e anche dell'elezione dei consiglieri, ha tolto il ruolo vero della città metropolitana, che aveva un po' la funzione di coordinare le attività fra i vari comuni, perché quello che è rimasto un po' il PTCP, per la teoria del coordinamento provinciale, è quello di capire se il comune X costruisce un'area industriale vicino a un'area residenziale di quell'altro comune, qualcuno doveva pure intervenire e dire qualcosa. Quindi aveva tutta una serie di funzioni città metropolitana di mediazione fra le tematiche dei vari comuni, che evitava di andare magari a creare dei momenti di conflitto fra le varie amministrazioni. Era fortissimo sul tema dei rifiuti, il tema ambientale. Si è andati veramente a disgregare questa realtà, a svilire il ruolo di un ente intermedio che era importante e riconosciuto. Ecco. Quindi secondo me anche il fatto di eleggere direttamente consiglieri e anche il presidente della città metropolitana è importante, perché oggi il presidente è il sindaco di Milano. Se io devo intervenire, lascia perdere. no, lo so, tra mille cose, l'ultima che guarda è questa. È ovvio che con tutti i problemi che c'ha tutta Milano, ma figurati se va a vedere Rescaldina, Parabiago. Però noi ci sono le città, ci sono le scuole provinciali. Però le scuole provinciali non sono solo su Milano, sono anche su. Quindi se io sono il sindaco della città metropolitana, ho dei problemi sulle scuole, prima guardo magari quelli di Milano, che sono nel mio territorio, e poi magari per ultimo guardo quelle degli altri territori. Quindi il fatto che vi sia un gioco di parti di qualcuno, secondo me, che non è molto semplice che questa persona abbia uno sguardo a 360 gradi su tutta la città metropolitana. Quindi è un tema che va attenzionato, e poi non si può mettere in carico a un sindaco come quello di città di Milano anche un carico di onere che è quello della città metropolitana. Fare il sindaco purtroppo è oneroso, ci vuole tempo, ci vuole non basta 24 ore molte volte. No, se tu ci credi a queste cose qua, tu stai lì giorno e notte, poi anche a casa pensi magari ho sbagliato qualcosa, aspetta, vado. Cioè, non è facile. Non è facile, cioè non è facile. Poi c'hai le persone, fare amministratore di sostegno di questo, ti affidano quell'altro, c'è quell'altro problema. E poi c'è anche l'opposizione che tu dici A, io ti dico B e stiamo qui 300 giorni. Normale. Però sul tema della città metropolitana è corretto quello che dice, cioè un sindaco di Milano ha difficilmente uno sguardo sul territorio come può averlo qualche altro amministratore che viene eletto solo per questo. Dopodiché, se posso tornare al tema delle opportunità che diceva prima Raffaele, prima parlava di opportunità per i ragazzi, per i minori. Parabiago oggi, con tutti questi lavori che sta facendo, sta creando grandissime opportunità anche per le famiglie che possono vivere a Parabiago, perché l'asilo nido, ci sarà un nuovo asilo nido a Parabiago. Si parla sempre del tema che non ci sono abbastanza posti negli asili nido. A Parabiago ci sarà un nuovo asilo nido, quindi raddoppiando la capacità di accogliere minori e quindi di supportare anche le famiglie. E lì lo dico io da papà di bambina piccola, importantissimo, perché se due genitori lavorano, o ti appoggi sempre ai nonni, che sono il welfare, diciamo così, informale, se no l'asilo nido è un sistema, è un'istituzione, diciamo così, molto, molto utile per le famiglie. E Parabiago avrà raddoppiato questi posti. Io continuo a pensare, e lo penso da quando c'è stata questa polemica delle tende a Milano vicino Città Studi, io ho fatto un piccolo annuncio così un po' scherzoso, ma venite a Parabiago. Cioè io continuo a dire, col terzo e quarto binario, con la qualità della vita che c'è in provincia di Milano, diciamo, ma Parabiago secondo me in particolare, secondo me una famiglia, un giovane e una famiglia possono trovare una base dove crescere e insediarsi e mettere radici. C'è il Villoresi, ci sono degli spazi verdi, ci sono scuole nuove, c'è una storia locale, c'è una cittadinanza che pur essendo città è molto legata, come se fosse quasi un paese che si conoscono tutti. Secondo me uno dei grandi problemi di Milano è l'invivibilità per questioni economiche, per questioni di criminalità e quant'altro. Parabiago, col terzo e quarto binario, anche potrebbe essere un polo attrattivo. Questa per me è una cosa su cui dovremmo puntare. Andare a Milano ci vuole poco. Mezz'oretta, con mezz'oretta di treno. È servito anche dal Sempione, di conseguenza diciamo vie a diverse modalità per accedere alla città. Poi adesso con la Spazi Rede, che è quell'intervento in centro al paese, stiamo facendo un'operazione anche per insediare la casa di comunità, che stanno partendo in questi giorni i lavori da parte dell'SST, poi dall'altro un polo per i giovani, perché abbiamo iniziato un lavoro con quello che è l'educativa di strada, perché anche noi abbiamo purtroppo delle situazioni minorili da curare e attenzionare. Attraverso questo intervento vogliamo proprio
creare uno spazio, stiamo progettando con loro perché questo spazio sia proprio a disposizione dei giovani e far sì che questi giovani non siano in mezzo alla strada, ma abbiano uno spazio dove potersi trovare. Ma quando l'importante di questo progetto della Rede è che abbiamo creato un polo dove vi è una casa di comunità con una serie di servizi, ma l'interesse che noi vogliamo è quello di non creare un luogo dove uno va e sai che vai in quel posto, e ci sono le tossicodipendenze. Io vado in quel posto che è un luogo con diversi servizi, poi posso accedere anche a un altro servizio, senza che uno mi metta l'etichetta. Stefania, c'è una telefonata in arrivo. Eccoci. Buona giornata. Buonasera a tutti, Lisetta. Ciao Lisetta. Allora, visto che io sono già stata a Parabiago, perché non ampliare anche questo programma sul turismo? Visto che è un grosso comune il vostro, Ottimo. è noto a tutti, che mi sembra, da quello che mi ricordo, per la tradizione calzateria, come ha detto la signorina prima, e agli intenditori, perché è patria del grande ebanista, mi sembra di ricordare, il tarsiatore Giuseppe Maggiolini. Esatto. Ok? Che ha fatto... Lisetta. Poi c'è il Museo Storico Carla Musazzi, bravissima, che ripercorre con passione Ma la lei è di storia Parabiago, locale. signora? Lo dica No, che lei è di Parabiago. No, sono veneta io. Poi abbiamo anche il museo Crespi Bonsai. Sì, ma mi piacciono anche questi paesini attorno a Milano, allora sono passata di lì, allora mi ricordo quello che ho visto. C'è anche il museo Crespi Bonsai che ha lì un albero. Anche un bellissimo stemma avete. Col gallo. Con la quercia dietro, mi sembra. Sì, esatto. Poi tra l'altro in questi anni c'è nato anche un museo industriale sulle macchine del caffè, dell'aranciglio. Ecco. Poi abbiamo un museo del ciclismo, poi un museo che... Un po' di turismo, visto che è molto grosso il vostro comune, sì. mi sembra, almeno a mio modesto parere, 28.000 perché non fare anche un po' di pubblicità che qualcuno venga... Signora Lisetta, prendo la palla al balzo e accolgo l'assist. Venite a Parabiago. Parabiago è una città da scoprire, con una storia da scoprire, da vivere e dove fare, secondo me, famiglia dove mettere radici. Secondo me Parabiago è una città dove si vive bene. Signora Elisetta, noi ringraziamo della telefonata, noi ogni settimana portiamo qua una sezione, siamo contenti anche se vuole venire qua alla sua sezione a parlare, non c'è nessun problema tra me e la Stefania, vi accettiamo tutte. Questa volta c'è stato qua il nostro sindaco e il nostro segretario e avete avuto informazioni su quello che io e la Stefania vogliamo, la sezione, il territorio. Grazie Elisetta. Cittadina, direi. Grazie mille. No, onoraria. Grazie Lisetta. Grazie mille. Niente, siamo arrivati a già finito. Il tempo no, ma tirando il tempo. Ma te l'ho detto, verrete ancora. Volentieri, ci fa piacere poter portare il nostro contributo anche agli altri su quello che si è fatto, quello che si può fare. Grazie di questo spazio. Che interessano molto le persone, perché poi fuori di qua tanti ci contattano e ci dicono però e noi vediamo quello che possiamo fare. Noi siamo impegnati nel fare e non si riesce molte volte. Ma sì, lo facciamo sempre con uno spirito di territorio. Grazie di cuore, veramente. Ringrazio tutti, grazie, ci vediamo mercoledì prossimo con un'altra sezione, anche lì un'altra sezione molto bella, tosta. Andiamo più o meno zona Varese. Grandi. Ciao, grazie dello spazio. Grazie Natalia. Ciao. Avete ascoltato Lega e dintorni.